heart can't stop it. I find a way to block it. I go la 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 la. Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video, sono Kai. Ragazzi, oggi sono tornato con questo nuovo video un po' particolare, anche perché oggi è il 31 ottobre 2015, ma lo faccio uscire un po' apposta proprio oggi. Come potete vedere nel sottofondo c'è un replay un pochino vecchiotto, dato che ci sono ancora i muri all'11, quelli azzurri, cazzo se erano belli azzurri. Insomma, allora, vediamo l'attacco del mio amico El Magnifico. Praticamente lui ha utilizzato un golem, il resto solo streghe, naturalmente accompagnato dai suoi eroi. E lui ha utilizzato questa tecnica per fare il 100% in Lega Titano, ragazzi. Il 100% in Lega Titano non è da tutti i giorni e soprattutto non è da tutti. Come potete vedere, il nostro amichetto qua cinese, il difensore, aveva un maledettissimo mastino qua. E se guardiamo l'attacco ora, cioè in questo momento, sembra che il nostro amico El Magnifico stia per fare un piccolissimo fail. Insomma, perde solamente 39 coppe e non è niente. Ma ragazzi, le streghe hanno veramente sorpreso tutti, ragazzi. Town Hall preso! Oh mio Dio, ragazzi, al centro ci sono ancora delle streghette che non sono ancora morte e stanno entrando al centro del villaggio. Probabilmente gli Arco X e la Torre d'Inferno singola, naturalmente singola, non può fare niente, neanche il Eroe Barbaro al 40, nada de nada. Arco X destroyed! Mamma mia, queste streghette come sono cattive, ragazzi. Distrutta anche la Inferno Tower e rimane ancora in vita la regina, che rende un poco niente. E rimangono non so che quanti cazzo sono quelle streghe al centro, 5 e 6, e stanno distruggendo letteralmente le difese che rimangono. Distrugge deposito! E dopo vediamo che ci sono anche delle streghette che sono uscite dal villaggio. Maledette, non sono solo i P.E.K.K.A che fanno in giro, ma sono anche le streghe. Ragazzi, per fortuna siamo riusciti a fare il 100%. L'attacco, quando era arrivato a metà, era praticamente un fail. Poi boh, le streghe hanno tirato fuori il controcoglione d'acciaio e hanno fatto 100%. Guardate qua quanti maledetti scheletrini stanno distruggendo l'ultima caserma. Mio Dio! 100%. Ok ragazzi, ero un po' scettico su questa tecnica d'attacco, perciò ho deciso di farmi un bel po' di streghette, 20 streghette, e ho deciso di verificarlo in prima persona se questa tecnica funziona. Allora, 20 streghette e nel castello abbiamo un golem. Purtroppo i miei eroi non sono tutti e due a 40, ho il re a 37 e la regina a 40. Insomma, speriamo bene e andiamo in ricerca. Ok ragazzi, a parere mio potremo attaccare questo villaggio qua. Allora, vediamo cosa possiamo fare. Naturalmente ci cacciamo l'assalto qua, l'assalto qua. Golem, dai uscite, golem, uscite, esci golemino. Poi naturalmente le streghette volevano fare il giro. Ok, destroyed. Al centro. Bravi. Una bella frietta qua all'esterno in modo tale che generi tante streghette. E maledizione ragazzi, c'è l'inferno singola e c'è una tipa che mi sta mandando un messaggio. Vado subito a rispondere alla tipa. No, prima Clash of Clan. Ok, il re barbaro mio sta morendo. Attiviamo l'abilità. Oh mio Dio, ho dimenticato la pozione. Distruggi l'inferno, dai. E che caspiterina, distruggi. E intanto le mie streghe stanno facendo il maledettissimo giro. Dubito fortemente che possa essere una terza stella. Forse, se riusciamo, penso in una seconda, ma in una terza stella è difficilissimo. Ok, la regina sta prendendo dei Town Hall, invece qua abbiamo delle streghette che stanno distruggendo di qua. Dai streghette, entrate dentro, madonna minzega. Dai, che il Magnifico è riuscito a fare 3 stelle, io manco una. Ecco, brava regina. Oh! Minzega, stava per morire la regina. Ok, 2 stelle. Ecco ragazzi, diciamo che questa tecnica si va un po' a sederino, perciò se avete sederino potete fare la terza stella, anche perché in questo caso il nostro amico difensore aveva l'inferno multiple, perciò cambiava veramente tutto. Insomma ragazzi, riassumendo, se voi andate contro un giocatore che ha l'inferno singole, è probabile che rifate anche la terza stella, ma in molti casi il risultato del vostro attacco full streghe dipenderà solamente dal vostro sederino. Non so se mi sono spiegato.
Vabbè ragazzi, questo era tutto per il video di oggi, come al solito spero che vi sia piaciuto e vi ricordo di lasciarmi un like, un commento e di seguirmi anche su Facebook sotto il link in descrizione e anche su Instagram, sempre link in descrizione, e noi ci vediamo al prossimo video. No, non spacco la fotocamera io.